Mi fa schifo, è un assassino, se lo avessi di fronte gli sputerei in faccia. La rabbia di Adriano Sabadin, il figlio del veneziano ucciso dal terrorista, che ha dichiarato di non dover chiedere scusa alle famiglie delle vittime. E sul caso Battisti è intervenuto oggi anche il sindaco di San Paolo del Brasile in visita a Venezia. Tragedia a Verona, 85enne travolta durante una manovra dell'auto del marito coetaneo in garage, l'anziano spira poco dopo, ricovero in ospedale. Assurdo, altro dramma nel veronese, auto con a bordo 3 giovani, finisce in un fossato, uno dei ragazzi sbalzato fuori viene investito da una vettura in corsa e muore. Nel pomeriggio a Pieve di Soligo i funerali della mamma morta per aver protetto i figli da un'auto che li stava investendo, lacrime, commozione, disegni e messaggi dei 2 bimbi legati a dei palloncini. La legge elettorale in fase di approvazione porterebbe alle elezioni di 50 deputati e 24 senatori in Veneto, un sistema che potrebbe favorire il centrodestra. Operazione antidroga della squadra mobile di Vicenza, bloccati gli spacciatori che rifornivano di cocaina imprenditori e professionisti della città. È mancata nella notte Teresina Pini, moglie di Giancarlo Gentilini, aveva 89 anni, la politica cittadina e la Lega si è stretta attorno all'ex sindaco di Treviso nel giorno più difficile. Buonasera e ben ritrovati, edizione regionale dei nostri notiziari. In primo piano la cronaca, Cesare Battisti mi fa schifo, è un assassino, se lo avessi di fronte gli sputerei in faccia, parole di Adriano Sabadin, il figlio di Lino, il macellaio di Caltana di Santa Maria di Sala, ucciso proprio dal terrorista che poche ore fa ha dichiarato di non dover chiedere scusa alle famiglie delle vittime trucidate durante gli anni di piombo. L'intervista. Ho visto anche ieri sera l'ultima notizia su internet che lui proprio non deve chiederci scusa a noi, ma io assolutamente mi fa schifo, mi fa ribrezzo questa cosa, perché quando è entrato per ammazzare mio padre era complice, c'era anche lui, sebbene non ha impugnato la pistola, l'ha impugnata Giacomini, lui era vicino, ha ordinato lui di sparare. Adriano Sabadin commenta a caldo così le parole di Cesare Battisti, il terrorista che 38 anni fa gli ha ucciso il padre qui nella macelleria di famiglia a Caltana di Santa Maria di Sala con 8 colpi di pistola. All'epoca Adriano aveva appena 17 anni, ricorda. Ho visto gli spari, ho visto mio padre per terra, ho visto il sangue scorrere. Battisti, è ora che la finisca di prenderci in giro, è ora che la finisca è un vigliacco. Battisti è un assassino, nessuno sconto di pena, deve essere estradato da subito e scontare l'ergastolo per i 4 omicidi commessi durante gli anni di piombo, dice. Sputerei in faccia, non mi interessa come, non mi interessa cosa, chi, quando. Battisti deve rientrare in Italia e scontare la sua pena, perché qui è il suo posto, qui lo aspetta il suo carcere e deve tornare assolutamente. Ed emerge un particolare mai svelato finora. Sembra che il giorno dell'assassinio, prima di essere ucciso il padre, Lino, ricevette una telefonata che lo fece sbiancare in volto al punto da farlo scoppiare in lacrime e dire all'anziana madre che non voleva andare al lavoro, aveva paura. Il figlio oggi neanche per i pseudo-intellettuali che nel 2009 avrebbero avuto un ruolo decisivo nel convincere Lula a non concedere l'estradizione all'Italia del terrorista. Che è stato aiutato da un'italiana. Questa italiana deve vergognarsi. Le auguro solo il peggio di quello che abbiamo passato noi. E sul caso Battisti è intervenuto oggi anche il sindaco di San Paolo del Brasile in visita a Venezia. È un criminale, dice, va estradato. La mia posizione come sindaco da San Paolo è che la estradizione deve essere fatta. Cesare Battisti è un criminoso con una condannazione qui in Italia. Non fa sentito che Brasile mantenga un criminoso in nostro paese. Non è solo l'Italia a volere l'estradizione per Cesare Battisti. Gran parte della società civile e dello stesso mondo politico brasiliano preme perché l'ex terrorista sia consegnato al paese dove ha commesso i suoi crimini. A partire dal sindaco di San Paolo, la più popolosa città del Brasile, nelle scorse ore a Venezia per firmare un accordo di amicizia con Luigi Brugnaro. Ora che nel nostro paese c'è un governo veramente democratico, afferma deciso João Doria, non possiamo dare protezione a un criminale. Deve rimanere qui, deve tenere la estradizione fatta, autorizzata per la giustizia brasiliana e qui pagare per il crimine che ha fatto.
Una donna di 85 anni è morta la notte scorsa all'ospedale di Borgo Trento di Verona in seguito alle ferite riportate dopo essere stata investita nei pressi del garage di casa dalla Toyota del marito 86enne. Della tragedia è stato informato il PM di turno Elisabetta Labate, la quale ha già parlato con il nucleo infortunistica della Polizia Municipale del capoluogo Scaligero, che ha inviato una prima informativa per il reato di omicidio colposo, non essendo applicabile in area privata la nuova norma sull'omicidio stradale. Nelle prossime ore verranno effettuati ulteriori accertamenti da parte degli agenti. Ed ancora un tragico incidente nella notte nel Veronese, un 20enne morto e 2 feriti, uno dei quali è gravissimo. Sentiamo. Sbalzato fuori dall'auto che esce di strada e investito da un altro mezzo che sopraggiungeva in quel momento, un 23enne di origini marocchine, Elmadi El Amra, residente a Cologna Veneta, è morto. Un coetaneo è stato intubato sul posto e trasportato in gravissime condizioni all'ospedale di Borgo Trento. Il terzo amico, un 22enne con traumi meno preoccupanti, a San Bonifacio. Viaggiavano dunque in 3 nella notte lungo via Moschina a Montechia di Crosara, in provincia di Verona, a bordo di un'utilitaria finita improvvisamente fuori strada. La tragica carambola alle 3:30 del mattino, con l'auto che ha terminato la sua corsa ribaltandosi nel profondo fossato a bordo strada. Sulla carreggiata è rimasto il corpo senza vita della giovanissima vittima, sbalzato violentemente sull'asfalto e investito da un veicolo che arrivava in quell'istante. Sul posto sono state fatte intervenire 3 ambulanze da Arzignano e una squadra dei vigili del fuoco, che hanno aiutato i paramedici del 118 a estrarre i feriti dall'abitacolo della vettura. Uno dei 2 è in gravissime condizioni, è stato necessario intubarlo per aiutarlo a respirare. Più lievi le ferite dell'altro amico sopravvissuto all'incidente. I carabinieri di San Bonifacio dovranno ora cercare di chiarire cosa abbia provocato la fuoriuscita autonoma. A tradire il conducente potrebbero essere stati un colpo di sonno o l'alta velocità, fatale il mancato uso delle cinture di sicurezza. Nel pomeriggio a Pieve di Soligo i funerali della mamma morta per aver protetto i figli da un'auto che li stava investendo. Lacrime e commozione, disegni e messaggi dei 2 bimbi legati a dei palloncini. Vediamo. I colori dei palloncini verso il cielo, simbolo di una giornata di lacrime e ricordo. E legati a quei palloncini ci sono disegni e messaggi scritti da 2 bimbi che hanno perso la mamma e che hanno deciso così di affidare alle nuvole il loro amore. Ci sono tante emozioni in questo sabato di ottobre che i cittadini di Pieve di Soligo non avrebbero mai voluto vivere, perché è il giorno in cui nel Duomo cittadino si saluta quella che in pochi giorni è stata ribattezzata Mamma Coraggio, anche se la comunità la ricorda semplicemente come Antonella. Lei, che in quel maledetto pomeriggio in centro conobbe soltanto il suo istinto di madre, salvare i suoi angeli da quell'auto impazzita. Ci sono anche loro nel giorno dell'addio, vicine al papà, chiuso in un dolore straziante ma composto. La più piccola in carrozzina perché i segni delle ferite dell'incidente sono ancora forti. Tanti i motivi della sofferenza, dice dall'altare Don Giuseppe Nadalla. E lascia un grande vuoto nella famiglia e nella società. Antonella era brava, Antonella era buona. Un secondo motivo di grande dispiacere è vedere ora 2 bambini privi della loro mamma, strappata in quel terribile incidente sotto i loro occhi, mentre cercava di proteggerli anche in quel momento. Ma ci sono parole anche per una persona alla quale molti stanno pensando, l'anziano 87enne che ha travolto la mamma e i suoi figli e che da giorni non si dà pace. Non giudichiamo, chiede Don Giuseppe. Io mi sento vicino, insieme a tanti altri, anche a quella signora che, accecata dai raggi del sole, non ha saputo evitare l'impatto ed ora si trova con un pesante senso di colpa e preferirebbe essere lei stessa in una bara. Poi il ricordo delle mamme amiche di Antonella, lei arrivata da lontano ma subito integratasi, tanto da diventare un pilastro della comunità. Una mamma, una moglie, una cara amica. Una donna speciale, splendida e semplice, ma tanto ricca di amore, di affetto e di sorrisi per tutti. Vogliamo salutarti così, col nostro pensiero che vola a te, che ora sei diventato un angelo, con il lancio di palloncini dai bambini che tu hai tanto amato e che continuerai a proteggere da lassù. Ciao Anto! Ed
Ed ha combattuto fino all'ultimo. Michael Vidori, trentenne, papà di una bimba di soli 4 anni, stroncato dalla leucemia a Valdobbiadene. La comunità è sotto shock e i funerali lunedì alle 16 a San Pietro di Barbozza. Sentiamo. Ha combattuto fino all'ultimo Michael Vidori, 30 anni, papà di una bimba di 4, stroncato dalla leucemia. La terribile malattia gli era stata diagnosticata un paio di anni fa. Poi le cure, la speranza, il suo immenso coraggio. A luglio, dopo il primo ciclo di chemioterapia, sembrava stare meglio, era felice e lo aveva scritto anche sui social. Poche settimane dopo, però, l'ennesimo peggioramento. Ma lui non si è mai arreso, voleva farcela per sua figlia, il suo più grande orgoglio, per la compagna che con lui ha lottato fino all'ultimo istante. Ma quel filo di speranza a cui tutti si erano appesi, purtroppo si è spezzato. Il cuore di Michael ha cessato di battere, lasciando la sua famiglia nella disperazione. La notizia della morte del giovane ha subito fatto il giro della città, Valdobbiadene, dove era molto conosciuto e stimato. Lavorava nell'azienda di famiglia specializzata in scavi, demolizioni e consolidamenti edili e non aveva mai smesso neppure negli ultimi giorni quando era stato ricoverato. Un bravo ragazzo, serio, una bellissima famiglia, dice affranto il sindaco Luciano Fregonese. Siamo alla politica. Il segretario federale della Lega Nord, Matteo Salvini, a Vicenza incontra i militanti. Per il leader del Carroccio anche un blitz in via Medici all'hotel dei migranti. Tuffo in Veneto per Salvini con bagno di militanti, bandiere venete, selfie e foto di gruppo. A Vicenza il segretario federale della Lega Nord ha parlato molto di referendum, ringraziando chi si sta spendendo per il suo esito, ma è stato anche l'occasione per un blitz in via Medici, dove da tempo i riflettori sono puntati sull'hotel Adele, diventato centro d'accoglienza per migranti, e a breve a questo si aggiungerà anche l'ex Hotel Europa. Non esistono alberghi comprati per, caserme usate per, appartamenti affittati per. In via Medici i commercianti residenti non ne possono più e soprattutto temono che chi gestisce si allarghi ulteriormente. Centri di accoglienza, hub che diventano in calza Salvini fonti di guadagno. C'è qualcuno che ci sta guadagnando, questo è poco mi assicura. A Vicenza c'è qualcuno che sta facendo fior di quattrini sulla pelle di questi disgraziati a spese dei vicentini. Questione immigrazione che potrebbe diventare per il centrodestra un cavallo di battaglia per le prossime amministrative in città. Centrodestra? Ma quale centrodestra? A Vicenza, come a Treviso, in questa fase a livello locale tra Lega e Forza Italia i rapporti si sono raffreddati se non congelati. Congelamento, a sentire il segretario del Carroccio, dettato dalla priorità referendum, ma poi... Dal 23 ottobre ho chiesto che sia a Treviso che a Vicenza la Lega tiri fuori i migliori nomi dei candidati possibili da proporre agli alleati. Lega che in Veneto, ricorda lo stesso leader, è il primo partito, pertanto... Donne e uomini in grado di fare il sindaco a Vicenza e a Treviso ce ne sono. Ma se la Lega può mettere in campo uomini e donne non esclude, lanciando un ideale ponte agli alleati, anche altre strade. Se c'è qualcuno, come c'è qualcuno sia a Vicenza che a Treviso, che senza una tessera di partito in tasca si sente parte di una squadra e ha a cuore la sua città, noi ascoltiamo tutti. Che effetti produrrà in Veneto la nuova legge elettorale? Al di là dei numeri si prevede che agevolerà un ritorno del centrodestra, quello auspicato ieri da Mestre e anche da Silvio Berlusconi nel suo videomessaggio. 50 deputati e 24 senatori sono quelli che in base alla legge elettorale, il cosiddetto Rosatellum, a cui la Camera ha dato il primo via libera, il Veneto si troverà a dover eleggere il prossimo 4 marzo alle politiche. 2 circoscrizioni per la Camera, Veneto 1 con Venezia, Treviso e Belluno, Veneto 2 con Padova, Vicenza, Rovigo e Verona. 1.933.000 elettori la prima, 2.923.000 la seconda, 20 i seggi assegnati a Veneto 1, 30 a Veneto 2, un terzo con metodo uninominale, 2/3 proporzionale. Al Senato 24 in totale i seggi assegnati, 9 nei collegi uninominali, 15 con metodo proporzionale, e decisive saranno quindi le alleanze tra i partiti. La previsione è che il Rosatellum il Veneto produrrà un'ampia maggioranza di centrodestra, salvo un exploit del PD che dovrebbe però raggiungere una percentuale elevatissima, almeno il 40%. Scenario in cui ieri a Mestre, nel suo videomessaggio, Silvio Berlusconi ha annunciato il ritorno in grande spolvero di Forza Italia in tutte le province. Per Berlusconi il Veneto è di fronte a una rivoluzione compiuta in 2 passaggi, dice, referendum ed elezioni politiche di primavera. Se il Veneto deve tornare ad essere una delle locomotive d'Italia, ha bisogno di istituzioni che siano in grado di supportare e non di ostacolare il lavoro dei veneti, il vostro lavoro.
Medici di base, pronta la serrata degli ambulatori, è guerra aperta con la Regione, i medici di famiglia minacciano lo sciopero 4 giorni a settimana da novembre fino a maggio. La decisione è stata presa. Se la Regione non dovesse dare risposte concrete alle richieste, i medici di base minacciano uno sciopero che non ha precedenti. Gli ambulatori rimarranno chiusi ben 4 giorni a settimana, escluso il lunedì. La prima fase della mobilitazione, ovvero lo sciopero telematico, l'invio cioè delle ricette elettroniche, ha avuto un'adesione massiccia. Il segretario provinciale della Federazione Italiana Medici di Famiglia, Brunello Gorini, è sicuro che sarà così anche per la serrata degli ambulatori. Comincerà a novembre, quindi abbiamo un po' di tempo per poter discutere ancora, e durerà fino a maggio, quindi una protesta che è veramente molto radicata nella categoria medica, proprio perché è nell'interesse dei cittadini. Aperti gli ambulatori solo il lunedì, precisa Gorini, poi da martedì a venerdì rimarranno chiusi, salvo le urgenze che verranno garantite. Per evitare quella che sarebbe davvero una catastrofe per gli assistiti, soprattutto per gli anziani, i medici si aspettano che la Regione dia attuazione alle applicazioni delle delibere proprio regionali. Riguardano la formazione specifica dei medici, che riguardano le residenze assistite, che riguardano il servizio della continuità assistenziale notturna e festiva, e che riguardano le medicine di gruppo integrate, cioè quegli agglomerati di medici che dovrebbero nel futuro coprire tutta la popolazione del Veneto e che in realtà in questo momento sono veramente marginali. Per sventare lo sciopero, insomma, la Regione si è decisa a convocare i medici a Venezia il 24 ottobre da Palazzo Balbi. Si dicono convinti di riuscire a trovare un accordo. Ed ora ci fermiamo un attimo, c'è la pubblicità. Rieccoci con l'edizione regionale dei nostri notiziari, ancora cronaca. Gli agenti della Mobile di Vicenza hanno arrestato gli spacciatori della Vicenza Bene, avevano trasformato un garage in laboratorio, sequestrata cocaina per 7.500 euro. Sentiamo. Un anonimo garage condominiale nell'Interland Berico trasformato in laboratorio dove venivano confezionate le dosi di cocaina destinate alla Vicenza Bene, imprenditori, professionisti, una clientela ormai fidelizzata, droga venduta a non meno di 120 euro al grammo, e nel box di Sarmego, di Grumolo, delle Abadesse il giro era sempre più fitto. A gestire l'attività una ben nota conoscenza delle forze dell'ordine, Adriano Ventola, 33enne residente con la famiglia a Torri di Quartesolo, individuo che aveva fatto dello spaccio ad alti livelli il suo principale lavoro. Soggetto pericoloso, già nel 2011 uno dei due aveva consumato una rapina in concorso con il padre a un laboratorio orafo, era stato condannato a 3 anni di reclusione, è stato 2 volte successivamente arrestato per spaccio di droga, era uscito da pochissimi mesi dal carcere e aveva ricominciato a trafficare in cocaina. Per eludere i controlli e continuare indisturbato ad approvvigionare di coca l'elite berica si affiancava a personaggi incensurati come Alberto Battaglia, il 24enne operaio proprietario del garage laboratorio che vive con il padre in un appartamento al piano superiore, finito pure lui in manette per detenzione di droga ai fini di spaccio. Gli agenti della Mobile hanno fatto scattare il blitz a seguito di numerose segnalazioni da parte dei residenti di via Pigafetta. Hanno aspettato che Ventola aprisse con una chiave il portoncino del garage e i poliziotti sono entrati in azione. Dentro, oltre a cocaina per un valore che supera i 7.500 euro, telefoni cellulari, bilancini di precisione, materiale per confezionare le dosi. I due sono in carcere, ma le indagini continuano. Contiamo di risalire A alla rete di clientela in maniera tale da contestare eventualmente ulteriori profili di responsabilità penale, B soprattutto alla catena di distribuzione e individuare quali fossero i fornitori dei 2 soggetti che abbiamo arrestato oggi. Ed ora ci spostiamo a Padova. Dopo quanto accaduto ieri in comune, il presidente del Veneto Luca Zaia sulla questione del nuovo ospedale precisa: ha incontrato Giordani solo 2 volte in modo formale. Vediamo.
La vicenda del nuovo ospedale dopo i toni da stadio assunti ieri durante la conferenza stampa, indetta dalla maggioranza e interrotta dai fischi e dalle urla dell'opposizione, ora assume i connotati del mistero. Ho ricevuto Giordani solo 2 volte in modo formale, scrive in quest'ora il governatore Luca Zaia, smentendo in modo lapidario qualsiasi incontro segreto, come invece dichiarato dal sindaco di Padova, che durante la presentazione del progetto aveva rivelato di aver incontrato il presidente del Veneto in via ufficiosa. Da quando è stato eletto ho ricevuto Giordani sempre all'interno del comune di San Vendemiano, la prima volta per 10 minuti, e mi ha comunicato l'idea di costruire il nuovo polo ospedaliero nell'area in cui sorge l'attuale policlinico. La seconda volta, giovedì scorso, mi ha consegnato l'ipotesi progettuale e l'incontro è durato 5 minuti, punto. Questa è la versione fornita da Luca Zaia, che parla appunto di incontri formali e non segreti. Intanto anche il Movimento 5 Stelle, attraverso il consigliere comunale Simone Borile, esprime contrarietà al progetto di Giordani, pur contestando i toni della protesta dell'ala bitonciana. Bitoncio ha sbagliato nei modi, e seppur devo dare ragione al fatto che Giordani ormai è in una situazione di totale paralisi. L'ospedale, più volte i tecnici hanno detto che non è pensabile costruirlo sul vecchio, è già stato detto molte volte. La dialettica politica non deve sconfinare nella violenza verbale, vista ieri a Palazzo Moroni, spiega Borile, ma Giordani si deve allontanare dalle vecchie posizioni politiche e ideologiche e prendere una decisione tecnica. Questo valzer infinito dell'ospedale di Padova che si sia trasformato in una danza funebre. E intanto i padovani continuano ad aspettare soluzioni concrete. Ed è mancata nella notte Teresina Pini, moglie dell'ex sindaco di Treviso Giancarlo Gentilini, aveva 89 anni, funerali martedì mattina. Mai sotto i riflettori, mai davanti agli obiettivi di telecamere o macchine fotografiche. Con quella stessa discrezione stanotte se n'è andata. Teresina Pini, moglie dell'ex sindaco di Treviso Giancarlo Gentilini, si è spenta nella casa di riposo città di Treviso, dove era ospite dal febbraio del 2014. 89 anni, originaria di San Vendemiano, aveva conosciuto il futuro marito quando lavorava come commessa all'allora Standa. Il matrimonio con il giovane Gentilini, dipendente dell'ufficio legale della Cassamarca, poi l'arrivo dei 2 figli, Stefano e Antonio. Nel 94 l'exploit dello sconosciuto Gentilini alle elezioni comunali e la notorietà ben presto nazionale dello sceriffo trevigiano, dalla quale la moglie, per i più intimi resi, rifugiva categoricamente. Difficile per chi non fosse di casa vederli insieme, anche nei momenti di massimo successo del sindaco, simbolo della Lega Nord. Unanime oggi il dolore e la vicinanza a Gentilini, al di là di ogni schermaglia politica. Centinaia le telefonate e i messaggi anche dal rivale di questi mesi, il segretario provinciale del Carroccio Dimitri Coin. La politica non c'entra nulla, questa è un'altra gerarchia di valori, questi sono i veri valori della vita. A Giancarlo ho manifestato personalmente tutto il mio cordoglio, tutto il cordoglio della Lega, tutta la nostra solidarietà, la nostra vicinanza, il nostro massimo rispetto in questo momento di sofferenza. I funerali di Teresina Pini saranno celebrati martedì mattina alle 11 in casa di riposo. Il marito e i figli tengono a ringraziare il personale non solo per la professionalità ma anche per la grande umanità dimostrata in questi anni. Ed è davvero tutto per questa edizione del nostro telegiornale, grazie per averci seguito, vi lascio alle previsioni del tempo. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco. Consueta riduzione della visibilità sulle pianure, ma a tempo stabile e per lo più soleggiato. Vediamo il dettaglio con l'aiuto della nostra grafica. Sul Veneto bel tempo ovunque, ma con locali nebbie mattutine sulle pianure centro-meridionali, poi in parziale dissolvimento verso le ore centrali. Vediamo anche le temperature, le massime saranno attese tra i 21 e i 24 gradi circa, minime sui 9-12 gradi. Andiamo ora a vedere che tempo farà sul Friuli, Venezia e Giulia. Sole prevalente ovunque, da evidenziare soltanto locali nebbie mattutine sulle pianure del Pordenonese e dell'Udinese. Le temperature massime sono attese tra i 21 e i 24 gradi, minime sui 12-13 gradi circa. Concludiamo con uno sguardo alla situazione meteorologica del Trentino Alto Adige, tanto sole splendente ovunque, cieli completamente sereni e senza assoluta di nubi.
Le temperature massime risultano essere in aumento, con valori sui 26-30 gradi, minime stazionari e sui 9-10 gradi circa. Il mare sarà calmo sulle coste e quasi calmo al largo. I venti deboli nord-occidentali sulle zone costiere e moderati al largo. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci al prossimo aggiornamento. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.